le dà da marito. Nonna mia m'ha detto Anile, tu sei bella e manco sei ricca, e un marito chi te lo può dare? Figlia mia, poi fatto una cosa, se da un uomo te vuoi far sposare, vai in cucina incomincia a impastare, così lo puoi pigliare per la gola. E così appena l'ho conosciuto gli ho proposto una scampagnata, poi gli ho dato de mano ai fornelli per dar via alla grande abbuffata. Lasagne, cannelloni, spaghetti e fettuccine, diceva Dio che buone, e giù due polpettine, appresso i rigatoni e in parte frittatine, fagioli all'uccelletto e qualche gamberetto. Non capivo se innamorava chi c'aveva quel friccico al cuore, perché lui non parlava d'amore, ma in compenso mangiava, mangiava. Appena l'ho conosciuto gli ho proposto una scampagnata, poi gli ho dato de mano ai fornelli per dar via alla grande abbuffata. Lasagne, cannelloni, spaghetti e fettuccine, diceva Dio che buone, e giù due polpettine, appresso i rigatoni e in parte frittatine, fagioli all'uccelletto e qualche gamberetto. Non capivo se innamorava chi c'aveva quel friccico al cuore, perché lui non parlava d'amore, ma in compenso mangiava, mangiava. E un giorno che mangiava spaghetti aglio e olio, dopo un goccetto buono mi chiese lui la mano, tra me dicevo è fatta, lo porto al Campidoglio,